In questo caso chiamiamo Carlo Cerciello al palco. Premio Istrio alla regia 2009 a Carlo Cerciello. Il premio Istrio alla regia è stato attribuito a Carlo Cerciello per l'alta qualità artistica del lavoro svolto intorno alle espressioni più originali e meno frequentate della drammaturgia contemporanea e per il costante impegno politico e sociale delle sue messe in scena. Il contagio, tratto dal romanzo Cecità di José Saramago, Quartet di Hannah Müller, Stanza 101, tratta da 1984 di George Orwell, e da Una storia italiana di Silvio Berlusconi. Italietta, basato sulle opere di Pierpaolo Pasolini, Genova 01 di Fausto Paravidino, Sull'Archia di Mimmo Borrelli, testo vincitore del 48esimo premio Riccione per il teatro, Terrore e miseria del Terzo Reich di Bertolt Brecht, Norway Today di Igor Boaresima, England di Tim Crouch, Don Giovanni ritorna dalla guerra di Odon von Horvath sono soltanto alcuni degli spettacoli che hanno segnato in maniera determinante il percorso registico di Cerciello. Un percorso che trova nel rigoroso lavoro con gli attori, nella contaminazione fra differenti linguaggi artistici, nella rielaborazione dei testi in funzione della scrittura scenica, i suoi punti di forza. Complimenti per il repertorio. Ce la fai, Carlo, a tenere il microfono e targa insieme? Vuoi un aiuto? Perrotta ce la faceva benissimo, però vabbè, forse lui è fatto bravo. Allora, volevo fare lo spiritoso, mannaggia. No, mi avete commosso. No, perché io sono il tipico esempio di quelli che si vestono per il premio, eccolo qua. Perché non sapevo, domani mi sfrutteranno tutti quanti. Sono felicissimo, chiaramente emozionatissimo e felicissimo, per una motivazione stupenda. Del resto per questo mestiere quando ecco, queste cose ti fanno andare avanti veramente. Ringrazio chi mi ha dato questo premio, ma soprattutto volevo fare un ringraziamento anch'io a una strana combinazione, se vogliamo. Ugo Ronfani è stato il primo critico nazionale, no? si dice, a venire a seguire il nostro lavoro. Scrisse un articolo, scrisse Miracolo nei vicoli di Napoli. Noi abbiamo un piccolo teatro di 42 posti Vico, che si chiama Vico Gerolomini a Napoli, e poi veramente questo è il mio primo premio proprio tutto mio, insomma, al percorso registico. Non è per uno spettacolo in particolare, però come vedete non c'è nessun premio che appartiene a uno solo. Cioè in questo mestiere, come diceva prima Pirrotta, è fatto di tanta gente, cioè questi percorsi non li costruisci da solo, li costruisci con gente che condivide quello che fai, ci sta a dividere con te gioie e dolori, e soprattutto quando gli spettacoli rischiano. Oggi è sempre più difficile rischiare. Io sono fortunato perché mi pagano, sto lavorando, quindi sono fortunatissimo, ma penso a tutti quelli che non girano più, hanno lavorato con me anche l'anno scorso, insomma, non vanno più da nessuna parte. Non è chiaramente un mestiere facile, ma è anche il più bello del mondo. Posso mettere in scena i miei sogni, e parlare, dire quello che mi pare, ancora oggi, pur essendo sentendomi un po' da WWF, perché ho perso ogni riferimento politico, di tutto, non capisco più niente. Quindi sono un po'. no, ma infatti penso che la cosa più difficile sia la concretizzazione del sogno, no?
Però magari oggi che siamo una serata milanese e c'è tanta gente che ti conosce, altri che ti conoscono un po' meno. Io sono famiglia, però voglio dire, c'è un comunque... sacco di gente che da No, questa città vedo sono più sempre tifo... venuti attestati di stima. No, da questa città in ma il teatro, particolare. guarda, il teatro secondo me non ha la città. Non è che giro tanto, no? Però tu con i tuoi spettacoli sei venuto a Milano. Sono venuto con Sull'Archia al CRT e con England alla Pomodoro, all'associazione, alla fondazione Pomodoro, e poi una volta con Guappo di Cartone al San Babile. E com'è stata la risposta milanese qua? Fate il San Babile? Non la dico. La risposta milanese è sempre stata meravigliosa, insomma, entusiastica. E poi anche il fatto di seguire le nostre cose a Napoli in un teatrino, insomma, dove chi ci conosceva nessuno. Il signor Saramago è venuto lì, insomma, sì, io ho avuto la stima, allora dissi, voi non mi crederete, però dissi adesso posso anche morire, perché José Saramago per me non è stato soltanto incontri, per me è un uomo che rappresenta tutto quello che io, c'è un riferimento assoluto, quindi un uomo austero di cui avevo anche timore, insomma, ed è stato, la mia felicità è stata vederlo piangere e sentirmi dire io ho scritto solo un romanzo, era cecità, tu l'hai fatto vivere, e quindi che vuoi di più dalla vita? C'è la curiosità, nel senso c'è la curiosità dei prossimi lavori, nel senso Sì. dove stai andando. Anzi, porto i saluti di Isa Danieli, insomma, di siamo fatti. Ah, bene. No, di Isa Danieli perché questo premio, ha detto va a ritirare. Ho interrotto le prove perché noi debuttiamo il 24 al Festival Teatro Italia con Ecuba, è una richiesta proprio di Isa, insomma, espressa nel mio progetto, però è una richiesta di Isa, e spettacolo che dovrebbe girare. Daremo vedere. Ecco, no, è perché è un premio, questo è assolutamente adesso il nostro portafortuna assoluto, quindi pieno di positività e ci serve perché è un debutto comunque 2 giorni, un bellissimo posto, la vecchia chiesa di Donna Regina, con una pianta tutta, insomma, la pianta centrale, insomma, bellissimo, bellissimo il posto, poi lo spettacolo che io stavo sperando, lo posso sbagliare solo io perché loro sono bravissimi. Bene, Claudia, tu vuoi fare qualche domanda o lo lasciamo andare con la sua piastrella portafortuna? Allora vedremo Ecuba a Milano? Ma io penso proprio di sì, naturalmente in una versione completamente, cioè chiaramente quando passi in teatro, io qua sto facendo una cosa, mi sto divertendo, sto facendo una pianta tutta centrale, una sorta di kabuki, poi lo spettatore da una parte e dall'altra, non penso che nei teatri me lo fanno fare come per Sull'Archia, è stata una pazzeria, un'altra pazzeria, fortunatamente è stato possibile e ci hanno fatto fare. No, sarà di frontale, un altro tipo di regia, insomma, chiaramente. Allora ti aspettiamo. Grazie, mi avessi un altro nome, giuro. Ma guarda che tutti ci pensano a come vestirsi, anche quelli con cui va benissimo, grazie mille.